concentrazione richiesti ai piloti. Chi si misura su questi terreni deve affrontare percorsi ghiaiosi e sconnessi, il tutto intervallato da passaggi spesso a ridosso di crepacci. Bella raga, ciao a tutti dal commendatore veneziano. Scusate. VRC, Rally del Messico, terza tappa del mondiale VRC. 4, 3, mettiamoci anche il 2, mettiamoci anche l'1. Go, go, go! Vai Kume. Adesso ragazzi non posso commentare perché voglio sentire il copilota, perché non posso sbagliare. Che difficile ragazzi in Messico. Sono un po' teso ragazzi, poco poco. No, non ci credo. Che culo però. Quinto posto, cazzo. Quarto posto, quarto posto. Tutto sbagliato qua, vai. Sì, cazzo. Posizione. Quarto posto, a quanto? A 4 secondi, va bene, dai. Poteva andare peggio, duro fioi. Ragazzi, se è dura in Messico, puttana miseria. Veramente, veramente duro. Comunque vince sempre Sebastiano, ti sente sempre lui, è un po' dura, eh. Vai, seconda tappa. 4, 3, 2, 1, go, go, go! Mamma mia, siamo in città qua. Vai, come vai?
No! Ma porca miseria. Ma porca di quella porca. Che erroraccio. Non è neanche la macchina più competitiva, però questo lo dobbiamo dire, ragazzi. Madonna, ragazzi, ma veramente c'è... È un po' duro il Messico, eh? Mamma mia. Vedo che è facilissimo andare sul burrone, eh. Mamma mia, come fanno però. Cioè, sono pazzi i realisti, cazzo. Dai Comendon, dai Comendon. Perché siamo terzi. Io sto sudando le 1000 camicie, ragazzi. Non capisco più un cazzo. Vediamo quando andiamo a finire sta tappa. Come finisce? Terzo posto, Loeb, però Fiore non può vincere sempre. Porca puttana. Siamo sempre quarti a 7 secondi. Titta moccari, cioè vince sempre sta merdaccia umana. Service Park. Ah, sono di meno. 1, 2... Sì. Allora vai, Service Park. Ripara auto. Sospensioni. Vabbè, carrozzeria. Poi sistemiamo. Oh, il resto sta bene. Ok, a posto. Ok, vai in gara. Facciamo l'ultima. Tappa 3. Sì, giusto, scusate ragazzi, maneggio come indiano, sono sempre 6. Vai, sono belli, i paesaggi sono belli, però è impestatissimo sto rally, eh. 1, vai! Ma non può essere tutto quanto qua in città, cazzo. Vabbè, sentiamo il copilota.
Ma porca. Ma vai a fare in culo. Me la sono vista brutta. Stai zitto, va. Ma non sbaglia mai il computer. Disastro, disastro puro. Adesso devo rischiare tutto. Potevo mettere anche un livello di difficoltà un po' più tranquillo, visto che era un bel po' che non giocavo a giochi di rally. Porca mignottona ladra. Sto guidando di merda in questa terza tappa. Ma perché uso sempre la maniera di usare il freno a mano? Non so il perché, ma ho paura. Questa tappa è di una difficoltà immensa, eh. Sto recuperando come un pazzo. Dai, come proviamoci. No. Mamma mia. Aia. No. Ma che sfiga, proprio alla fine. Dai, almeno terzi, cazzo, almeno terzi. Terzo posto. Ok, nella generale siamo terzi, a 5 secondi da Latvala e a 10 dal buon Sebastiano Loeb. Buon raga, nel prossimo video la tappa 4, 5 e 6. Raga, un saluto del comandone veneziano. Ciao! Commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.